A Mogadiscio, nei più disparati punti della città, sorgono i pozzi. L'acqua costituisce elemento di smercio e una volta estratta viene portata sulla schiena di bassi asinelli fino alle soglie delle case. È l'unica merce in vendita che non viene mai respinta. Tra le capanne del nuovo quartiere indigeno, in margine al mercato, si nascondono tante altre attività che spesse volte sono avvolte da un inspiegabile senso di mistero. Questo è un frantoio per l'olio di arachidi. Altre attività si svolgono invece all'aperto. Sono i mestieri tradizionali come il ciabattino, che in questo caso ricava la materia prima dai copertoni fuori uso, lavorando la gomma a uno straordinario deschetto formato dai suoi piedi prensili. Un'altra attività spiccatamente artigiana è quella dei letti. Il giaciglio di paglia intrecciata che serve per il fresco riposo nella notte dell'equatore. Tanto è bianca la Mogadiscio ufficiale, tanto è scuro e tetro questo scenario di assi e lamiere. La cascata di capanne che si chiama Amarueni e vuol dire città grande. E incredibile a dirsi, è proprio dinanzi a questo scarno paesaggio di una città uniforme, racchiusa nel legno e nella latta, che si ha l'impressione di trovarsi di fronte alla più grande Mogadiscio.